Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Reato estinto per 2 dei 4 giovani coinvolti in uno stupro di gruppo che portò al suicidio della vittima, una ragazza di 17 anni di Agrigento. Il giudice ha valutato il buon esito dell'affidamento ai lavori socialmente utili. Caldo e afa, la Sicilia boccheggia e incombe l'emergenza incendi. Sul fronte siccità, agricoltori alle prese con infrastrutture fatiscenti. Il capo dipartimento della Protezione Civile siciliano raggiunto il livello critico. Pace fatta fra Regione e ANAS. Dal 15 luglio cambio al vertice di ANAS Sicilia e stop ai cantieri fra Bagheria e Altavilla lungo la A19. Saranno addestrati in Sicilia i piloti degli aerei militari F-35, primo posto fuori dagli Stati Uniti, lo ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto. Terremoto giudiziario nel settore rifiuti a Val Guarnera nell'Ennese, arrestati e posti ai domiciliari gli imprenditori traina che gestiscono il servizio di raccolta con l'accusa di frode in pubblica fornitura. Inchiesta corruzione, dopo il dibattito in aula il Movimento 5 Stelle presenta un'interrogazione alla Premier Meloni e al Ministro Calderoli dove chiede le dimissioni del Presidente dell'Ars Galvagno e dell'assessore al turismo Amata. Musica, la band inglese Incognito festeggia i 45 anni di carriera a Brucoli con un live pieno di energia. A Sicilia 24, una delle formazioni più longeve della scena acid jazz. Calciomercato, per Augello e Palumbo al Palermo è questione di ore. A Catania la lunga lista dei partenti vede tra gli altri anche De Rose e Sturaro, trattativa in piedi per la permanenza di Inglese in rossaazzurro. E come sentivamo dai titoli, suicida a 17 anni dopo aver subito uno stupro di gruppo. Oggi, per 2 dei 4 giovani coinvolti in quella vicenda all'epoca dei fatti, ancora minorenni, il reato è stato dichiarato estinto dopo aver superato il periodo di prova dei lavori socialmente utili. Davide Sardo. Nessuna condanna per i 2 ragazzi all'epoca dei fatti, ancora minorenni, coinvolti nell'inchiesta sul caso della 17enne che si tolse la vita nel 2017 dopo aver denunciato con un drammatico post su Facebook di essere stata costretta anni prima a un rapporto sessuale di gruppo ripreso in video. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha dichiarato estinto il reato, accertando il buon esito della messa alla prova. I 2 imputati, oggi 28enni, hanno svolto lavori socialmente utili e superato il periodo di prova previsto dalla legge. I fatti risalgono al 2014-2015. Dopo il suicidio alla Rupe Atenea di Agrigento, la squadra mobile escluse piste inizialmente ipotizzate come quella delle sette sataniche e individuò alcuni video che mostravano la giovane in atti sessuali con 4 ragazzi, 2 dei quali oggi assolti per intervenuta estinzione del reato. Per gli altri 2, maggiorenni all'epoca, il processo è ancora in corso al Tribunale di Agrigento. E cambiamo argomento, sono giorni di caldo intenso in Sicilia, le previsioni parlano di temperature vicine ai 40 gradi per i prossimi giorni, operativa l'ordinanza della Regione che vieta di svolgere determinate attività lavorative all'esterno nelle ore più calde, ma cresce la preoccupazione per il rischio incendi. Francesco Triolo. È stata una delle giornate più calde dell'estate 2025 con picchi di caldo che hanno sfiorato anche i 40 gradi e nei prossimi giorni, secondo le previsioni degli esperti, la temperatura non sembra destinata a calare con punte che al sud, soprattutto venerdì, sono previste sui 39-40 gradi in alcune città e quindi torna d'attualità l'ordinanza che la Regione Sicilia ha predisposto la scorsa settimana contro il cosiddetto stress termico che impone di interrompere le attività in alcuni settori produttivi durante le ore più calde nelle giornate nelle aree ad alto rischio per le temperature elevate, secondo il livello definito dalla mappa del sito Work Climate dell'INAIL. Tutti i lavoratori a rischio caldo, quindi esposizione al calore, hanno l'obbligo di fermarsi dalle 12.30 alle 16. Questa ordinanza, se non ce ne saranno altre dettate da ovviamente situazioni particolari, arriverà fino al 31 di agosto, fino a tutto il mese di agosto.
Questo vale per tutti i lavoratori, in special modo per gli edili, per il settore agricoltura, ma vi ricordo che qualsiasi settore esposto a rischio. Con l'emergenza caldo cresce anche il rischio incendi. A lanciare l'allarme la Coldiretti di Caltanissette, che evidenzia come nei giorni scorsi centinaia di ettari siano andati in fumo e solo l'intervento immediato degli agricoltori ha bloccato che lo sviluppo delle fiamme aggravasse il bilancio già tragico. E per affrontare l'emergenza, lavorando sulla prevenzione, la Regione Lombardia ha inviato 36 volontari del servizio antincendio boschivo che saranno ospitati dal comune di Calatafimi Segesta in provincia di Trapani. Ma non solo allarme incendi, ma è anche emergenza siccità, agricoltori alle prese con infrastrutture fatiscenti e problemi di gestione idrica. La CIA, situazione già drammatica nella Sicilia occidentale. Tonino De Mana. Una tubazione idrica che è vecchia o obsoleta da 50 anni e una perdita che supera in alcuni casi anche il 50% dell'acqua. È un quadro a tinte fosche quello che dipinge Giosuè Catania, presidente CIA Sicilia Orientale, in merito alla siccità che arriva puntuale ad ogni estate e che mette in ginocchio le due isole maggiori. Un deficit idrico che ha radici profonde per colpa di cattive gestioni ed infrastrutture fatiscenti. Situazione drammatica nella Sicilia occidentale. Alcuni invasi addirittura hanno sversato acqua a mare senza poterla immettere nelle condotte. Carenza di risorse idriche che attanaglia l'agricoltura, con una situazione meno critica nella piana di Catania. È irrigata a scorrimento, il vero problema sarà la distribuzione, in modo che tutte le aziende agricole possano avere la turnazione spettante. Secondo Coldiretti, l'allerta caldo nelle campagne sta già causando danni alle colture con ortaggi e frutta scottati, mentre nelle stalle si registra un evidente calo della produzione di latte. Rimaniamo in tema estate perché dopo le polemiche dei giorni scorsi, pace fatta tra la regione siciliana e l'ANAS dal 15 luglio, stop ai cantieri fra Bagheria e Altavilla lungo l'autostrada 19, una misura concordata fra il presidente Schifani e la D di ANAS Gemme. Dal 15 luglio cambia anche il vertice di ANAS in Sicilia. Manlio Viola. Stop ai cantieri lungo l'autostrada A19 che hanno causato lunghe code nei fine settimana e scontri fra Regione e ANAS. Nei due cantieri sono attivi i tripli turni di lavoro e i siciliani dovranno sopportare ancora soltanto un altro weekend di disagi, ma dal 15 luglio le transenne saranno rimosse per garantire l'esodo estivo a partire proprio dagli arrivi a Palermo in occasione della festa della Santa Patrona Rosalia. È uno dei risultati dell'incontro fra il presidente della Regione Renato Schifani e l'amministratore delegato ANAS Claudio Andrea Gemme. Il presidente della Regione è volato a Roma proprio per incontrare nella sua qualità di commissario per i lavori della A19 il vertice di ANAS. Un incontro che faceva seguito alla telefonata intercorsa lunedì della scorsa settimana dopo uno scontro polemico sulla stampa fra lo stesso Schifani e l'ANAS. L'azienda delle strade rimuoverà anche il cantiere di Casteldaccia in direzione Catania, l'ultimo rimasto, si legge in una nota di ANAS adesso. Quello in direzione Palermo invece è già stato rimosso. La A19 sarà dunque libera dalle aree di cantiere che insistono nel tratto compreso fra Bagheria e Casteldaccia in entrambe le direzioni. Ma c'è di più, dal 15 luglio cambierà la guida di ANAS in Sicilia. L'attuale direttore, l'ingegnere Celia, viene spostato ad altro incarico e arriva l'ingegner Nicola Montesano. Un avvicendamento che comunque in ANAS dicono fosse già previsto. Per fluidificare i rapporti c'è un'ultima novità: il presidente della regione annuncia che non appena Montesano arriverà nell'isola lo nominerà subcommissario in modo da evitare interruzioni nei canali di comunicazione fra ANAS e regione. Ma al suo fianco ci sarà anche un altro subcommissario, sarà Simona Vicari, già esperta del presidente per le tematiche relative ai trasporti e all'energia. Saranno addestrati in Sicilia i piloti degli aerei militari F-35. La nostra isola sarà il primo luogo fuori dagli Stati Uniti. L'annuncio del ministro della Difesa Guido Crosetto. Marco Gullà. La Sicilia sarà il primo luogo al di fuori degli Stati Uniti dove verranno formati i piloti degli F-35. È l'annuncio fatto oggi dal ministro della Difesa Guido Crosetto. L'F-35 Lightning II è il caccia multiruolo più avanzato e diffuso al mondo. A fine 2024 ne sono stati consegnati oltre 1.100 esemplari, più di 1.000 dei quali già operativi. L'Italia è anche l'unico paese al mondo dove vengono assemblati gli F-35 a Cameri in Piemonte, perché il futuro si costruisce non limitandosi
adeguandosi alla difesa, ma facendo diventare la difesa un motore sociale, economico e di innovazione tecnologica, ha sottolineato il ministro Crosetto. La nuova scuola in Sicilia, che formerà quindi i Top Gun italiani, si affiancherà alla International Flight Training School, centro di eccellenza per l'addestramento avanzato frutto della collaborazione strategica tra l'aeronautica militare e Leonardo. L'isola che quindi diventa centro d'addestramento per i futuri piloti dell'aeronautica italiana. Abbiamo bisogno di una difesa forte, principalmente per garantire la pace e la sicurezza, perché non c'è democrazia senza pace e sicurezza, ha concluso il ministro della difesa Guido Crosetto. Terremoto giudiziario nel settore rifiuti, arrestati e posti ai domiciliari gli imprenditori Traina, padre e figlio, che gestiscono il servizio di raccolta a Val Guarnera nell'Ennese. Sono accusati di frode in pubblica fornitura. Roberta Lunghi. Irregolarità nel settore della gestione dei rifiuti nel comune di Val Guarnera, nell'Ennese, tanto da ottenere un guadagno illecito all'azienda giudicatrice. Con l'accusa di frode in pubblica fornitura sono finiti agli arresti domiciliari 2 imprenditori di Cammarata nell'Agrigentino, Calogero e Giuliano Traina, padre e figlio, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Enna. Sono altre 4 le persone coinvolte nell'indagine. I Traina sono titolari di una grossa azienda attiva nel settore ambiente, anche nella provincia di Enna, in particolare proprio a Val Guarnera. Giuliano Traina, patron della squadra di calcio del Camarat, è un consigliere comunale in carica a Cammarata. Lo scorso aprile è stato eletto anche consigliere provinciale nella lista Uniti per la città, gruppo che faceva riferimento allo schieramento politico dell'ex assessore regionale Roberto Di Mauro. Lo scorso marzo vi sono state delle perquisizioni con l'acquisizione di documenti. Negli atti dell'inchiesta sono confluite intercettazioni telefoniche e videoriprese eseguite dalla polizia, ma anche attività di osservazione, controllo e pedinamento. L'inchiesta della Procura di Enna, nata su denunce di alcuni consiglieri comunali di Val Guarnera, potrebbe anche incrociarsi con un'altra della Procura di Agrigento su un sistema di appalti e tangenti. Ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale, nel reparto di pediatria dell'ospedale San Marco di Catania, il bimbo di 4 mesi di Floridia, nel siracusano, con lesioni alla testa. Secondo quanto si è appreso, il piccolo, che non è considerato in pericolo di vita, risponde alle sollecitazioni dei medici e mangia regolarmente. La prognosi dovrebbe essere sciolta nelle prossime 24-48 ore. Sulle cause delle ferite indagano i carabinieri della tenenza di Floridia, coordinati dalla Procura di Siracusa. Non è esclusa l'ipotesi di una lite in famiglia. La vicenda resta comunque al momento coperta dal massimo riservo degli investigatori. E non si spegne la polemica sull'indagine per corruzione che ha coinvolto il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno all'indomani della seduta del Parlamento dedicata a questa vicenda. Piovono le richieste di dimissioni. Sentiamo Maglio Viola. Gaetano Galvagno deve dimettersi da presidente dell'ARS e con lui anche l'assessore regionale al turismo Elvira Mata deve lasciare l'incarico. All'indomani della seduta del Parlamento siciliano, che doveva spegnere l'incendio politico-mediatico su questa vicenda, i 5 Stelle al contrario rompono gli indugi a livello nazionale e presentano una interrogazione alla Premier Giorgia Meloni e al ministro Calderoli. L'inchiesta è incompatibile con il loro ruolo, sostengono una pattuglia di 6 deputati 5 Stelle a Roma. Intanto continua lo stillicidio di notizie sull'inchiesta per corruzione della Procura di Palermo e continuano anche le pubblicazioni di piccole frasi, modi di dire, intercettazioni che finiscono per fornire uno spaccato di spregiudicatezza politica più che di veri e propri reati. All'indomani delle dichiarazioni di Galvagno all'ARS, l'attenzione si concentra su una figura senza nome, Uomo 6. Si tratta del personaggio sulla bocca di tutti i protagonisti delle intercettazioni. Sono gli amici di Uomo 6 gli intoccabili, quelli che devono esserci per forza sempre. Ma a prescindere dallo stillicidio di notizia resta il fatto politico. La polemica non si è fermata, anzi rinfocola. Non è bastata la seduta, non è bastata neanche la presenza in aula durante quella seduta del presidente della regione Renato Schifani, seduto dall'inizio alla fine ad ascoltare tutto e tutti ma senza mai proferire parola. Solo una sceneggiata, un'occasione persa, la definisce il vicepresidente dell'ARS e coordinatore 5 Stelle in Sicilia Nuccio Di Paola, ma la scelta del governatore non è casuale, come non lo è la sua presenza e nemmeno il suo attento silenzio. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare tra le altre cose di saldi e di musica con la band degli Incognito.
Catania l'anarchia del carico e scarico merci. Camion e furgoni invadono strade e marciapiedi creando seri pericoli per il transito dei pedoni. Ci racconta tutto Tonino De Mana. Per fortuna il traffico è alleggerito per la chiusura delle scuole, ma l'anarchia del carico e scarico crea comunque intralcio e caos. A Catania la sosta selvaggia, contrastata con l'utilizzo di street control e ganasci, non riguarda soltanto le auto, ma ogni tipo di camion e furgoni, grandi e piccoli, che a qualsiasi ora si fermano per scaricare la merce. L'anarchia regna sovrana per buona pace di chi percorre strade, marciapiedi e strisce bianche con seri rischi per i pedoni. Questa è la situazione a Piazza Stesicoro, ma il problema atavico riguarda tutta la città, da Piazza Europa a Corso delle Province, per non parlare di Viale Vittorio Veneto. Ce ne sono parecchi qua perché tutte le mattine si fermano, quelli della carne, quelli della frutta, ci sei tutti i giorni praticamente. Ci sarebbe un orario, ma viene rispettato? No, rispettato qua a Catania, rispettato qua a Catania non rispetta nessuno niente. Furgoni sulle strisce pedonali, ma come si fa a passare? Come si fa a passare? Che bisogna che uno si divide a destra e a sinistra. Comunque è difficile attraversare in generale perché le macchine non si fermano neanche sulle strisce e neanche al semaforo. Avverte lei un senso di anarchia? Ma sì, tutto sommato è che noi purtroppo un po' siamo abituati a questa anarchia, quindi chiudiamo gli occhi. Anarchia, carico e scarico dei furgoni, cosa ne pensa? Devono lavorare, no? Capisco che per le attività è importante ricevere la merce, però ecco, è un enorme disguido per l'ordinaria viabilità nelle strade. Intanto la polizia municipale sollecita nuovi stalli per disabili davanti agli uffici postali ed aree ad hoc per il carico e scarico nei pressi dei negozi. Basterà? Temiamo di no, anche perché molti furgoni consegnano la merce direttamente a domicilio nelle case grazie agli acquisti online. E inizieranno sabato 5 luglio in Sicilia i saldi estivi, lo ha stabilito un decreto dell'assessore regionale alle attività produttive, dureranno fino al 15 settembre. Raccomandiamo ai consumatori, dice l'assessore Tamaio, di fare attenzione alla qualità dei prodotti acquistati e ai commercianti di attenersi alle regole di trasparenza nella vendita e nella formulazione dei prezzi. E adesso voltiamo pagina, parliamo di musica, perché a 45 anni di carriera, live pieno di energia a Brucoli per gli Incognito, la band inglese famosa in tutto il mondo per il suo acid jazz. Eva Spampinato. Sonoro, un'anima collettiva che ha cambiato le regole del gioco. Dal 1981 ad oggi gli Incognito, tra i gruppi pionieri dell'acid jazz, hanno sfornato decine e decine di successi anche del dance floor, come quelli che hanno fatto scatenare la platea di Brucoli. Questo è un posto meraviglioso per tutti i musicisti che suonano qui. Sono fortunato perché siamo immersi nella natura, tra persone sorridenti. Gli Incognito hanno chiuso la rassegna musicale Mosaic Festival, che per 3 giorni ha portato a Brucoli musica di grande livello sotto la guida del noto DJ Nick The Nightfly, dai successi internazionali degli anni '80 al ritmo coinvolgente della band che mixa magistralmente funk, soul e jazz. Il leggendario chitarrista e leader Bluey, suonare in Sicilia, in riva al mare, è come un ritorno alle origini, alle Mauritius, dove ha scoperto la musica a 5 anni. In spiaggia ascoltavo l'oceano e leggevo il ritmo dell'oceano e il ritmo della vita, il ritmo della pioggia e delle persone che parlavano. Questa è la musica che suono. Dal Regno Unito alla Sicilia la storica band festeggia i 45 anni di carriera a Brucoli, lanciando anche un nuovo progetto. Stiamo ultimando il prossimo album e sarà il 20° e sarà pronto tra qualche settimana. È un buon momento creativo. Saremo in tour anche nel 2026. Il jazz era il linguaggio che portava le persone a festeggiare. Avevamo il blues, che proveniva da una musica africana arrivata in America con gli schiavi. Cantavano del loro dolore. Poi hanno deciso che dovevamo suonare una musica che ci sollevasse. È per questo che è stato creato il jazz. Una musica di improvvisazione, una celebrazione della vita. Questo è ciò che il jazz mi ha insegnato. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio.
Rieccoci nell'ultima parte del nostro telegiornale, parliamo di calciomercato, facciamo il punto su quello che è in questo momento la situazione nelle trattative che vedono coinvolte le varie squadre siciliane con Francesco Triolo. È un Palermo che si muove a 360 gradi sul mercato e che parla con tanti, dallo Spezia per Elia che vuole indossare la maglia rosa ma la trattativa è complicata, al Napoli per il fantasista classe 2003 Antonio Vergara, l'ultima stagione alla Reggiane, ma anche profili più giovani come il 2006 Masut, centrocampista, e le Dolomiti Bellunesi, squadra neopromossa in Serie C. Per Palumbo e Augello invece manca solo l'ufficialità. Il calciomercato del Catania si è aperto con l'ufficializzazione della cessione di Alessio Castellini al Mantova. La prima di quella che si prevede sarà una lunga serie. Il difensore passa a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni, come la salvezza dei Lombardi. A salutare il rossazzurro sono anche i calciatori a fine contratto, il portiere Farroni, il difensore Monaco, l'attaccante inglese. Per i primi due il rapporto è definitivamente concluso, per il centravanti si sta discutendo con la società rossazzurra che ha formulato un'offerta per il rinnovo e adesso attende la risposta del giocatore che ha offerte anche dalla B. In settimana invece si dovrebbe arrivare alla risoluzione del contratto Costuraro, mentre De Rose, per il quale è scattato il rinnovo automatico, potrebbe finire all'Altamura. Destinato alla Serie D invece Rocco Costantino, reduce dall'ultima parte di stagione a Messina. In entrata si sta discutendo con il Cesena per Simone Pieraccini, il difensore che Toscano conosce e vorrebbe. C'è da stabilire la formula dell'operazione. A Trapani, dopo l'ingaggio di Celeghini, il presidente Antonini ha rispedito al mittente, leggasi Avellino, Toscano e Moulet, con tanto di polemiche. I giocatori arrivati a gennaio nell'ambito anche della cessione di Lescano non sono stati riscattati e torneranno ad Avellino con il club irpino, che dovrà corrispondere al Trapani un compenso di 160.000 euro. Il girone C di Serie C è una seconda Serie B. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Siracusa Calcio Alessandro Ricci, che ha fatto il punto sugli obiettivi della società. Francesco Aloi. Sarà una Siracusa divertente, combattivo, che avrà comunque sia un compito importante perché, come dicevamo prima, sarà un campionato terribile, difficilissimo, quasi una B, però noi stiamo facendo le cose per bene per poterci presentare a agosto con una squadra competitiva. Parola del presidente Ricci. Nella conferenza stampa Nicola De Simone assicura che il Siracusa farà divertire anche nella prossima stagione. Una squadra che non mira al primo posto, almeno per adesso. Sarà un mix di giovani, di conferme di giocatori che abbiamo in organico, di nomi di categoria con grande esperienza e sicuramente di giovani, perché solo così tu puoi costruire in prospettiva una squadra che possa crescere. Confermato mister Marco Turati. Sul direttore sportivo invece il campo sarebbe ristretto a 3 nomi, tra cui un possibile ritorno di Antonello Laneri. Negli ultimi 3 anni ne ho usati 3 a dicembre, quindi quest'anno la scelta deve essere fatta con molta cautela. Il nome di Antonello Laneri è nella rosa dei papabili che stiamo vagliando in questi giorni. Obiettivo stagionale fuori classifica è quello di coinvolgere sempre più la provincia. Per questo il ritiro precampionato sarà nella vicina Canicattini Bagni dal 17 luglio. E abbiamo deciso di fare il ritiro a Canicattini proprio per dare la possibilità a quanti più tifosi possibile di seguire la squadra. Intanto è stato presentato il nuovo logo, simile a quello storico tanto amato dai tifosi, e nelle prossime ore al via la campagna abbonamenti. E si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguiti e buon proseguimento di serata.